È un lavoratore pakistano e è venuto appunto all'ufficio vertenze, il quale ha raccontato la storia lavorativa e anche di soprusi che viveva nel suo posto di lavoro. Da un lavoratore poi ne sono arrivati altri 10, quindi per un totale di 11 lavoratori pakistani, dipendenti di una cooperativa con sede nel Trentino. Il coraggio di una sola persona che si è rivolta al sindacato prima a Cittadella e Metalmeccanici per finire poi nella storica sede della CISL di Via del Carmine a Padova. Un racconto, seguito da quello di altri 10 compagni, che ha iniziato a scoperchiare il vaso. E noi abbiamo constatato che lavoravano 12 ore al giorno, 7 giorni su 7 e quindi magari non gli veniva pagata la tredicesima, quindi c'erano delle problematicità di quanto riguarda l'applicazione del contratto. L'indagine dei carabinieri parte di lì a poco, dopo il pestaggio a cui i ribelli vengono sottoposti nel corso di una vera e propria spedizione punitiva. Botte fino quasi all'incoscienza a questi 11 uomini inermi che vengono poi legati e abbandonati per strada. Doveva essere un messaggio chiaro per tutti, è stato il via a mesi di controlli, appostamenti, intercettazioni da parte dei carabinieri che hanno portato agli arresti e alle perquisizioni del 26 luglio, a 14 mesi esatti dal ritrovamento di questi uomini lungo la strada. Non un caso isolato, spiega il sindacalista. Il problema è che la quasi totalità riguardano lavoratori stranieri che magari non sanno come muoversi, non sanno cosa fare, come reagire. Chi è più smaliziato, uso questo termine, va dal sindacato o va dagli organi preposti di polizia o dai carabinieri. Però è veramente difficile scoperchiare il caporalato. Sulle criticità legate agli appalti punta il dito anche la CGIL del Veneto, che definisce le esternalizzazioni un sistema malato. Gli fa eco Assindustria, che ripropone il tema del costo del lavoro. È un fenomeno di per sé da debellare e quindi bisogna passare attraverso la consapevolezza da parte delle associazioni e dei sindacati che forse vale la pena di ripensare anche i contratti collettivi, riducendo per alcuni settori il cuneo fiscale e fare maggiori controlli